Insomma, questo dato smentisce l'idea che puoi sostituire con gli stranieri che arrivano, perché nonostante ne arrivino diversi, non bastano a sostituire tutti i figli che noi non facciamo. Però qui siamo sempre all'aspetto economico. È anche per lei quello principale, Morosini? Indubbiamente il dato di partenza dal quale muoversi è sicuramente quello del cambiamento anche sociale, di quella che è la nuova realtà familiare che ci coinvolge tutti quanti, con una dimensione del lavoro, della vita e di relazione su parametri prima sconosciuti, su esperienze che prima non avevamo mai potuto vedere. Però io ritengo che non sia soltanto una questione di welfare, sia una questione anche di welfare. Ci sono due profili. Quello diciamo economico, che riguarda principalmente la minore capacità di spesa delle famiglie e quindi dei singoli. Abbiamo meno reddito a disposizione per far fronte ai tanti bisogni di ogni giorno e quindi abbiamo anche meno risorse per mantenere un figlio, che sono evidentemente fondamentali, perché oggi uno che fa un figlio non vuole fargli mancare nulla, evidentemente si preoccupa di ogni aspetto, di ogni esigenza del figlio. L'altra del welfare io credo che sia secondaria, cioè è chiaro che se avessimo uno Stato che opera secondo i parametri per esempio dei paesi del nord Europa, con una tassazione equivalente alla nostra avremo gli asili nido gratis, avremo le scuole materne a costo zero, avremo tutta una serie di servizi, di trasporti, di assistenza, di spese scolastiche che da noi invece non mancano. Piccola contraddizione, in Unione Sovietica tutto questo era gratuito, tutto è gratuito, c'era un crollo di natalità anche lì. Sì, ma là ci sono anche altre ragioni. Poi diciamo che io ritengo, almeno la mia personale visione, è che in un contesto di tassazione meno rilevante probabilmente qualche figlio in più lo potrebbe fare. Con le tasse che abbiamo oggi uno pensa a sopravvivere, non a fare Quindi bisogna figli. tornare al Duce, chi ha tanti figli non paga le tasse. Ma quella era una politica che non mi vede molto in sintonia. Dico semplicemente che più risorse tu prelevi da chi lavora e quindi gli lasci meno potenzialità di spesa e meno figli ci sono. Parlando del Veneto. Il Veneto ha metà del tasso di disoccupazione nazionale. Siamo al 6% contro il 12%. Eppure il Veneto fa meno figli della media nazionale. Come lo spieghiamo? Non è evidentemente legato solo al tasso di disoccupazione, no? Perché se fosse così dovremmo fare il doppio dei figli della media nazionale. Ma come la mettiamo? Ma secondo me... Dopo è chiaro che uno che non ha lavoro, vabbè, è ovvio, no? Ma tutto sommato sono relativamente di meno in Veneto quelli che non hanno lavoro, no? E nonostante questo... Allora... Sì, ma direttore, se lei rapporta la realtà del Veneto a quella nazionale, come la chiama, secondo me introduce un elemento fuorviante. Dobbiamo vedere la realtà del Veneto oggi rispetto a quella di 10 anni prima. Lei ha fornito un dato che a mio parere è spiegabile abbastanza facilmente. Abbiamo delle 7 province del Veneto, 2 in particolare, quelle che soffrono un maggior disagio ambientale, sociale e anche storico, quella di Belluno e quella di Rovigo, che hanno la decrescita maggiore rispetto alle altre. Dopo Belluno è Treviso, perché Belluno meno 22,5, Treviso 22,4. Vabbè, ci siamo là poi, e poi Rovigo. Rovigo 20,4. Ecco, a mio parere il dato che lei ha riferito correttamente misura una realtà dal 2008 in poi, e dal 2007 che c'è la crisi economica. Indubbiamente che l'insicurezza di reddito in generale, quindi del mondo del lavoro, della prospettiva, cioè c'è minor fiducia nel futuro, e quindi siccome la maternità non è un gioco, la paternità non è un gioco, dare vita a un figlio è un atto, si presume, o dovrebbe essere, di responsabilità, è chiaro che se uno guarda al futuro della propria famiglia e dei propri figli, in una situazione di incertezza economica, con una tassazione tra l'altro che alleggerisce anche quel poco di reddito che c'è rimasto nelle famiglie, uno ci pensa non 2, 3, 10 volte. Ma poi... Quindi c'è un collegamento molto forte. L'altra questione, e come si diceva prima, va sottolineata, è che giustamente il genere femminile è entrato nel mondo con giusto recupero storico, perché c'è un bisogno, è anche una necessità, e quindi la maternità, lo dice anche il titolo, non ci sono 2 stipendi, la maternità è slittata oltre i 30 anni. Scusatemi un attimo, ma nessuno mette in discussione
la libertà o la necessità della donna di lavorare, ma che ci sia un rapporto tra la donna che lavora e il calo della natalità è altrettanto incontestabile. Perché non facciamo più figli? Ne parlavamo anche durante la pubblicità, no? Alessio Morosi. Certamente la legge sul divorzio non ha aiutato, la legge sull'aborto nemmeno, però è pensabile di tornare indietro. Ma intanto non credo che quella sul divorzio sia stata un ostacolo, perché molti divorziati poi hanno rifatto una famiglia e anche hanno avuto altri figli, quindi su quella no. La legge sull'aborto è una legge di dramma. La legge permette appunto l'aborto nei casi gravi per ragioni di salute della donna principalmente, anche quello è un elemento che a mio parere limitatamente può incidere. Anche se in realtà i tasselli del mosaico del tema di cui stiamo parlando sono molteplici, come è venuto fuori dalle interessanti telefonate che abbiamo anche avuto oggi in trasmissione. Io credo che ci siano diversi fattori. Il primo, legittimo, cui accennavo prima, del rinvio dell'età della maternità da parte della donna, che come abbiamo visto anche dai titoli è oltre ormai i 30 anni, e quindi una ragione diciamo di cambiamento anche di stili di vita, di inserimento lavorativo. L'altro però, secondo me prevalente, più incisivo, più rilevante, è quello dei costi di mantenimento di un figlio. Cioè, fare un figlio costa, e con i minori redditi che ci sono, con la crisi, con l'incertezza, perché anche uno, anche se avesse le disponibilità, dice caspita, ma rischio di perdere il posto di lavoro, e poi, lo diceva qualcuno di noi prima, che mondo lascio a sto figlio quando lo metto nella vita? Questa è anche una responsabilità, soprattutto in questo periodo dove viviamo di terrore, di cambiamenti imprevedibili solo qualche tempo fa. È una situazione molto ampia. Anche perché dobbiamo partire da un dato di fatto che non dobbiamo mai dimenticare. Cos'è la donna nel mondo islamico? È un oggetto. E quindi un oggetto gli fai fare la produzione di figli che vuoi tu, quindi è l'uomo che comanda. Per carità di Dio, se io devo vedere l'aumento della natalità in Veneto perché abbiamo gli islamici, perché dominano sulla donna, perché impongono le loro scelte, preferisco avere un decrescimento della natalità, ma tenere i valori di quello che è il significato di un rapporto di coppia, dove vi è un rapporto di uomo e donna che generano insieme, convintamente, perché amano e perché hanno i mezzi. Il problema è ridare i mezzi, la fiducia, la prospettiva, il futuro alle coppie per fare figli. Io credo che questo sia il segreto. Dire che sia un modello. No, nello stesso tempo, insomma, ripeto, qui restano due questioni, anche se abbiamo pochi minuti. Crediamo veramente che sia possibile invertire questa tendenza, e poi è inevitabile, insomma, e cosa succede se non la invertiamo? Insomma, io credo di sì, io credo fortemente, è convinto che sia possibile e anche basterebbe prendere esempio dalle realtà che diciamo sono più attente a questo tema. Io credo che le questioni sono quelle che abbiamo un po' detto tutti in vario modo: maggiori risorse e comunque un'assistenza particolare alla realtà familiare. Si parlava prima del quoziente familiare come criterio di tassazione rispetto a una realtà distinta dal singolo, e allora favorisci che vi sia un'aggregazione, vi sia la famiglia, anche se non è più quella definita dalla Costituzione, ma anche le unioni e le convivenze di fatto, un qualcosa che trova energia per dare vita alla procreazione, per mettere al mondo i figli. Io credo che questo sia un dato di fatto, anzi addirittura a volte ci sono delle persone che traggono vantaggio, più che educare, vengono educati dall'esperienza, non dall'esperienza di vita dalla quale appunto fiorisce anche la nascita di un figlio, di una nuova vita. Però è sempre il concetto di famiglia che noi dobbiamo tenere di fronte. Che cos'è la famiglia? Ormai credo che abbiamo perso almeno quello che era il riferimento tradizionale costituzionale della famiglia, per ragioni ovvie anche, non perché siamo noi degenerati, perché è cambiato l'ambiente sociale, l'ambiente lavorativo, il contesto di relazioni, le disponibilità economiche. Io su questo non trovo. Troppe tasse mortificano la famiglia, impediscono di avere figli, impediscono di avere fiducia nel futuro. Allora,